Ragazzi, che vai off? No, niente, grazie. No, grazie. Questo è quello che è successo durante l'esplorazione di un luogo che credevamo fosse abbandonato, ma ci sbagliavamo di grosso. Wait, fermiamo un attimino il video. Mi raccomando, per completare questa scalinata di ben 10.000 iscritti ci serve l'aiuto di tutti voi. Dobbiamo completare insieme la nostra energia sferica e scagliarla contro tutti gli youtuberini che pubblicano contenuti di poca qualità. Per cui iscrivetevi, perché solo il 5% di voi è iscritto e attivate la campanella. Ciao a tutti compari e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi portiamo alla scoperta di Borgolupo, un borgo costruito negli anni 40 in pieno periodo fascista, che pensavamo fosse abbandonato da decenni. Infatti, quando siamo arrivati lì sembrava il classico borgo urbex, ma sin da subito ci siamo resi conto che c'era qualcosa di strano. Troppi animali e ad un certo punto l'incontro con un signore alquanto stravagante, che ci ha raccontato storie incredibili su questo luogo e infine qualcosa in più che forse va anche oltre il normale. Restate con noi fino alla fine per scoprire cosa nasconde davvero Borgolupo. Come starete vedendo dalle immagini, Borgolupo si trova in mezzo al nulla. Difatti la strada che abbiamo fatto noi, che è quella che viene da Caltagirone, al momento è completamente devastata dal momento che brulica di mezzi agricoli. Stava andando tutto bene fin quando la strada è crollata. Che merda. Ma quando nasce Borgolupo? Bene, nasce negli anni 40 per volere di Mussolini insieme ad altri borghi che creano una via lunga 200 km che collega Trapani a Catania. In particolare Borgolupo era nato come centro civico di una città che sarebbe dovuta essere più grande, però le cose non sono andate esattamente così. As if you're a witness to your own mistakes, it's easy to play along. Ad oggi il borgo si presenta in uno stato di totale degrado. Comunque è assurdo perché questo posto me lo immagino nel suo massimo splendore, tutto pulito, piatto, non come adesso perché ora ci passano cani e porci con mezzi agricoli, però secondo me era davvero un bel posticino in cui stare. Però sono ancora riconoscibili alcune delle infrastrutture principali, tra cui la piazza che è diventata un parcheggio per mezzi agricoli. Sono abbandonate qui, è davvero figo. Questo dovrebbe essere il municipio di una volta. La chiesa che è chiusa e non si sa chi abbia le chiavi. Ma è intatta! È completamente intatta dentro. È anche inquietante. È come era nelle foto. Ti ricordi avevamo visto le foto? Vediamo com'è. Wow, non so se si capisce, ma Una scuola che adesso è stata adibita a pollaio. Minchia, manco mio nonno ce l'aveva un pollaio così bello. è la scuola. Appunto, tanti polli. E delle case adiacenti adibite a gabbie per animali. Vieni, guarda cosa c'è qua. Ciao Magnolini. Ci sono i miei parenti. Ci stanno puntando, raga. Sono cattive le oche. Ok. Il borgo dunque ha una lunga storia di abbandoni che partono dal 1960 circa. Questi abbandoni con le successive occupazioni abusive hanno creato varie controversie tra il comune di Catania e quello di Mineo, fino a quando si è giunta alla conclusione nel 2012 di staccare la fruizione elettrica all'interno del borgo in modo tale che non venisse più utilizzata dalle persone che occupavano abusivamente le case. Benvenuti nel mio nuovo villaggio turistico. La speculazione edilizia è arrivata fino a Borgolupo. Questa è la suite reale presidenziale annessa di vasca idromassaggio. Ma questi interventi non hanno convinto tutti ad andare via, infatti c'è ancora qualcuno che lo occupa. Buongiorno. Io sono Antonio, piacere. Ciao, piacere, salve. Matteo. Antonio. Quello che si chiamano Antonio, tutti bravi. Tutti bravi. Lei si chiama Antonio, scommetto, pure lei? Questa signorina? Lei è Alessia. Alessia! Tutti Alessi sono tutti bravi magari. Non si chiama Alessia. Tu non sei bravo. Così. No, è bravo magari. Questo simpatico signore di nome
vive qui da svariati anni isolato con sua moglie e ci ha deliziato con aneddoti unici del borgo. Fino a anni fa è stato forse uno che dentro in questo borgo. E io ho sempre deciso che io il funerale proprio niente a chiesa la devo portare. Per andare vita per vita io mi voglio sposare in questa chiesa. Ma questo è scemo. No, io mi voglio sposare in questa chiesa. Mi voglio sposare in questa chiesa. E infatti si sposava in questa chiesa. E le persone che erano qua dentro mi hanno dato una per una. Con dei quali, freddi quali, il papà, la mamma di queste ragazze erano io, era di nero, ora non c'è più. E mia moglie non ne ha fatto un video per nessuno, video come pigliavo proprio in giro, tutte le persone. E le invitava tutte quante, tutto il paese. Tutti i picciolini di ne scelte propriamente misura, no età, di misura che mi davanti tutti. Chiudo un pochettino che mi mise a cercare, due, Piano piano, uno ci bevare senza acqua, lo devi andando in sì. accanando, Acchianare. Ma però con italiano di dietro, più che altro pareva, sai chi? Pareva una freccia, a scendere, quindi non ce n'era uno a mezzo di più che era un pochettino più alto. Un pochettino. ordinario, era tutto perfetto, tutto a scendere. È stato un piacere, veramente. Ma i racconti non erano l'unica cosa che aveva da regalarci, perché alla fine ci ha svelato di avere poteri unici e mai visti prima. No, non mi sbaglio perché ho primo film di marzo e ti dico in particolare che se voglio sentire una materia di una persona, una volta l'anno mi arrenesce e se mi concentro a sapere di vita e miracolo, una volta l'anno. Tre volte. Poi hai esagerato. E ne vai incontro alla mia persona e non c'è. Bene, questo è quello che Borgo Lupo ci ha lasciato. Speriamo di essere riusciti a trasportarvi all'interno di un posto che, se non fosse per pochi tenaci agricoltori, ad oggi sarebbe in uno stato di puro abbandono. Questa fantastica esperienza in questo posto unico è terminata. Pazzesco, ci hanno pure invitato a pranzo. Assolutamente. Abbiamo I Gente- locali sono gentilissimi, delle persone di cuore, veramente. Sì, fateci sapere cosa ne pensate di questo video un po' diverso dal solito. E noi ci becchiamo come al solito alla prossima volta. Ciao! Baciatemi, veneratemi in tutti i modi che potete perché sono la vostra divinità.